Bene, Pegno, c'è un'altra puntata, siamo su Chinde su Viazzo Nostro con nos Chinde sa Sardinnateo e siamo in compagnia di uno zofano cilanese, vinza si siamo su in Tattari, si mutti di Alessandro Beccu, veniti di Silano, si di uno studente universitario, li manca da Paco, assi che laureare e issu parisi con un altro scompanzo, ha nato qualche cosa a Beru d'importo po sa limba nostra, a tu nascere un'associazione dei studenti de Pizzinno, può tornare a valorizzare, a mantenere viva l'idea della limba nostra, l'idea di Susardo. Questa associazione si narra da Maiolo, Bergalo, e tanto cominciamo diretto Alessandro a non scontare i te narrare questo numero che ha se seppera opposa associazione Frosta. Tanto su numero su Maiolo non è un numero che abbiamo separato poi sono Tattari. Cioè è un numero che viene da Castello. Può parere strano, ma non serve da questa intuizione, sono un che narrare su Maiolo vedi studenti che andiamo a Castello a studiare e dai Castello si muoveva per i sardommo, si può cercare i triballichetti, i sardommo della gente che tenia dinari e si paga si studia, andando a triballiare a sardommo de gente che si lo poteva permettere e dunque si paga si studia orgoglio. Non spieghi a questa idea di questo picciocco che andava per i sardommo a cercare di si balanciare, a arranzare forse scommo esiste più spago questa cosa, ma non mi ammentare di questo di commenti dando su spicciocco fare un sacrificio si magari su studio di buzzacca e solo pochi studiare e tanto poi c'è idea di mutire questa associazione Frosta a dei pizzino dei studenti universitari commenti potevano essere questo ormaiolo di andare a studiare a Castello. E poi c'è bene a concate mutire questa associazione Frosta, però che cambiamo di comprendere quando poi c'è bene l'idea della che nascere e a chi è bene l'idea, e te spessao, i test esa cosa che poi adatti scattare questa gana di riunire. Tanto, namos che forse una delle cose principali è stata che in Tattari si intende sempre più spago questionare in sardo, forse sempre di più in italiano. E questo non è andato mai, poi proviamo a pesare qualche cosa o a fare che nasca qualche cosa. È visto che fisso tempo della lotta contro il nucleare. E tanto che mi rifà che parizzo a toppo, può battire gente, ma più che altro giovani delle università a si confrontare su questo argomento che vi dà in Porto Manno per la Sardegna. Era una schida dai Gusciati e abbiamo incominciato a non frangere dal nucleare e siamo urlati per finire a Salimba Sarda. Che è visto questo argomento, l'argomento principale che abbiamo affrontato in questo anno di assozio, sono stato su bilinguismo, carchiattera questione, però sempre a livello didattico, universitario, scolastico, accademico. Più innanzi poi abbiamo fatto venire gente, se sta che sia da gente che magari noi non siamo scherziati a nessuno, però gente meda intendinde la questione, intendinde che femmini studenti noi spero che non mi da evora. La maggioria dei studenti di Maiolo sono studenti che vengono da Sarbidda, da Nugoro, da Silano, da Salighera, da Mamoiata e da Terorzasso. Dunque, magari finza questa cosa è stato un collante, può ligare, può fare un qualche gruppo. E da in cui siamo andati avanti. Il test che secondo voi i sanno è mancato a Salimba Sarda e te forse ti sabizzao voi? Noi non siamo sabizzati come penso tutto canto sul mondo sia culturale che sul mondo della società di sarda, penso che siano abbizzato tutto canto, che la limba fi morinde, cioè
per narrare, è arrivata a un punto che forse si poteva narrare, beh, o in no che facciamo qualche cosa, o in no che serrammo la bottega e facciamo in italiano. Il problema, secondo me, il problema principale è delle istituzioni. Il problema delle istituzioni è che se tu vuoi tutelare, che imparare una lingua, la devi promuovere e la devi insegnare. Dunque, il primo punto è una standardizzazione, che una standardizzazione vi può dire finza essere, forse il best, a qualcuno magari non gli deve andare bene, però secondo me questa standardizzazione andrà bene, si può correggere, si può modificare, però il problema è stato non lo potete insegnare in scuola, in università. E saluta nostra è stata proprio in intere università del Tattari, mascalmente. Contano lui te va successo, come te voi ci potete pensare ortemente contro questa cosa? Tanto abbiamo cominciato, abbiamo fatto un convegno, questo è servito per attirare appena l'attenzione su questo socio. Abbiamo fatto un convegno, babbedo studiosi, babbedo appassionato, babbedo gente che tenia di te fare con questa lingua. E da quando nasce, finza il suo rettore del Tattari, forse è stata la prima volta che è riuscito a fare un discorso in sardo, forse la prima volta che un rettore dell'università del Tattari ha questionato in sardo. E da cui mano a mano noi siamo aperti, abbiamo fatto altri attoppi, abbiamo fatto corsi di sardo. È stato questo, cioè, se uno anda a cercare su sardo in questa istituzione, se non la gatta, ovviamente tocca al cittadino, e questa volta tocca a noi, de fare corsi, de cercare di fare entrare su sardo in questa istituzione. Tanto può essere bene a Conca di avere qualche corso, di cominciare a ponere in pratica su chi può essere bene da Conca, può salvare la lingua, e adesso tu avere un corso. Beh, su chi dobbiamo fare carattere l'abbiamo fatto noi, sì. Cioè, abbiamo organizzato questo corso partito in 3 moduli, un modulo abbiamo motivo 3 professori, Diego Corraine, Mario Puddu e Bruno Sini, e noi abbiamo fatto cada uno un corso che è grammatica e standardizzazione, Mario Puddu di fonetica e Bruno Sini di un corso di giornalismo. È stata una cosa a manna, che in teoria devia essere una cosa che magari no che in Tattari già uno che è tattarese o intendere sardo, no, noi abbiamo già sassarese di Narana. È stato un successo, manno, che più di 50 persone sono andate a seguire il corso. De questa qualcuno è partita con un livello di sardo uguale a 0, e è bessita che qualche cosa in sardo li schia a narrare. Ed è stata questa la prima vinchita, si può narrare, di su maiolo. Finza che questa cosa è stata fatta entro le strutture delle università. Infatti fa immersare lezioni in Carrelle Zanfarino sopra, in facoltà di Dipartimento Storia e Scienze dell'Uomo, prima di facoltà di Lettere e Filosofia, e io che mi sono un'aula posta a disposizione delle università. All'università tocca di aumentare che questo corso è stato fatto grazie a un finanziamento che abbiamo spedito noi all'università, con l'Inde Parizzar Frimma, dei studenti universitari del Tattari. È stata forse la cosa che non ci ha dato più soddisfazione in su che abbiamo fatto fino a 6 commo, forse. A Soschian si chiude il corso, è gradata questa cosa, come ti si sono inteso, pensa che magari non vai ad attento mai non detto a fare con questa lingua, poi a si cattare mancare in grado.
Curso, ne sono vestito spantato, che hanno andato deo in 40 ore di lezione, che poi non fin tutto lezione di grammatica e di come viene fregata una frase in sardo, di come fin corso accelerato ovviamente. Ne sono vestito spantato, che hanno andato, cioè noi ci siamo resi a imparare una lingua che per me può parlare difficile. Ma noi l'abbiamo fatta in 40 ore di lezione, 40 ore scarsa, cioè sono resi a assimilare nozioni che cioè, non sono faedatore, però quando andano a questione di un'altra gente, comprendono su che li sono nande. E l'ha mordato poi un attestato che è una cosa simpatica adesso. Chi narrate, insomma, questo corso l'ha esatto vero? Certo, no, vabbè, questo è stato un po' serrare in bellezza, no? Ascolta, Alessà, sì, veste sempre una polemica manna può imparare su giardini in scuola. Veste chi è luchereda, chi è luchere meda e chi non luchere ponuda. Voi sì, avete toccato questo argomento in quando borse di pause. Oh, vabbè, cioè, noi sì, è scontato a narrare che siamo favorevoli all'insegnamento del sardo in scuola media, in scuola elementare, in scuola superiore, ma finza in università, può fare corso dell'imba sarda. Difatti, mi ricordo un prima che l'ha morliata dal suo rettore, proprio pedire di avere 2 corsi per formare professori dell'imba sarda. È stata finza scusta una battaglia perdita che Nemo non sa posto bundu, però tornando a questa domanda, noi pensiamo che sia un argomento, cioè sia una questione fondamentale questa di imparare il sardo in scuola e dell'insinzare. Dai cui che una lingua diventa normale, dai cui che una lingua diventa non è esplosa una lingua antica, non è esplosa una lingua può aumentare parole antiche, una lingua può fare dare da un'altra minera o una lingua può fare dare di questione di massario o di pastorio. Diventa una lingua normale come tutte le altre. Il sardo si questiona in Sardegna, l'italiano si questiona in Italia. Dio quando ando in giro e linaro e questione con gente che mi narra ma su sardo abita serviti tanto su sardo si fa da solo in Sardegna, ma l'italiano non si fa da solo in Italia, cioè non resessino a entrare in surco sopra questa cosa, ma su sardo potrebbe essere finza un'occasione dei triballi o che su sardo si può formare professore di sardo, un mastro di scuola, si può formare una rete di gente che può portare testos e che si sia cosa da una lingua satira, ma non solo da italiano, ma pensa da inglese o da francese. Misinande, cada se gollio, milli prima non sono paga, milli prima de gente che posa sostegno, milli prima de gente che renare che la pensia commenta a voi, sì. La sa presentata, ma in questo caso pure marfeddao, de qualche cosa che sta andando, poi a che irmenticao come tutto c'è stato da guerra. No, questo pure è stato dimenticato, cioè cosa armata sono state dimenticate sia dalle istituzioni sia dalle università, che in questo caso sono istituzioni e tutto. Il fatto è che noi scriviamo per una lingua che sia da sommatessi livello, cioè su sardo è già a sommatessi livello di tutte le altre lingue, a sommatessi livello del francese, del spagnolo, dell'italiano, dell'inglese. Certo, abbiamo a tenere una lingua di riferimento che è l'inglese, può questionare con altre persone di altre nazionalità, ma su sardo non serve di commente, cioè se muori su sardo, il tesino sudene da non mutire sardo e tutto. E finza scusto una delle questioni che secondo me potete agattare una regione fondamentalmente. Quando adesso cominciamo a tenere tutte queste idee, a passione in mano, me la posso pensare a Sonessica, e dici tutto pizzino giovane, se dirgallo tutto pizzino giovane, che teniate un'idea a mano il suo coro, e voi se non è dici solo creando un assozio, voi si difendete qualche cosa che intendiate brosto. Oh, certo, questo è
plus che un piacere, è un dovere. Secondo me è un dovere di tutti i sardos. È storia la gente la deve comprendere che non è una cosa che può nascere che muore gai dopo due lezioni gai. È una cosa che deve crescere e deve crescere in sugoro di un sardo, di un zuno che si limba la guerra, che si limba la disizia. Sul fatto è che noi andiamo a scontrare contro gente che su sardo lughere, ma su sardo sta a questionare in determinate occasioni, su sardo sta a questionare in determinati argomenti, si può questionare in sardo pezzi di certe cose. Cioè, una lingua non è normale, si zai va un questo spalittoso, una lingua dura, da quanto dura? Da anni, 20, 30 anni, poi si che muori. In suo campo tecnologico, non si può fare in sardo, in suo campo della chimica, non si può fare in sardo. Sono questioni che nascono e che si fanno in manna, ma che non tengono un fondamento teorico e prove pratiche che attestano che la lingua può essere impiegata solo per questo ambito. Beh, è una parabola che viene di sempre fuori quando si fa data di lingua e si standardizzazione, che non si può non fare dare di questa cosa, se non molto vande vince a cuscia che esistette si idea vince da parte della istituzione e della regione Sardegna fai dande de LSC, la lingua sarda comune. Voi spuro a disaffrontare questo argomento che è la questione fondamentale di questo anno, cioè il fatto della lingua sarda. No, certo, sui standard, su cui pensiamo noi, serviti come servizi italiano, finza italiano è un standard, su francese è un standard, su spagnolo è un standard. In Intres Spagna, in Intres Francia, in Intres Italia, abbiamo un montone di varietà dialettali e linguistiche. Dunque, la necessità di creare un standard si da piso e finza spasso sardo per visto questo problema. Dunque, se l'SC può essere un problema, cioè, devo questione in silanese, no? Poi tu puoi questionare in ottanese e non comprendiamo. Però andiamo a l'iscrivere in una forma che sia uguale per tutti. Il nostro problema è che magari bisogna solo scampidanese, schinare anche se LSC, si assimilza troppo sul locutoreso, bisogna solo locutoreso, schinare anche sul locutoreso, la lingua sarda, questa vera, che è la più antica, che pare che sono locutoreso, sono... Insomma, è una guerra tra noi e tutto. È una guerra tra noi, cioè, arrivato a un certo punto, io sono disposto finza arrivato in un castello a minare, no, si standard su che si questiona in castello, io l'accetto. Basta che sia una lingua che sia riconosciuta, che si possa insegnare in questa scuola, che il problema si basa sopra il gusto. Commenta sosti su Maiolo voi, tornando a suo conto della iniziativa, abbiamo fatto un giornaletto che è bessin da Zaida è un anno e mezzo. Il primo numero è besito a Sant'Andrea del Sudoamizza e Doighi e sul giornale si muti di schida. È un giornale tutto scritto in sardo. Come in questo ultimo mese sono collaborando in Vinza Giovano indipendentista dei Scida, che sono un associo dei studenti dell'Università di Castello, e abbiamo speso a fare questo giornaletto in UE, ognuno iscrive in sa variante sua. E in più abbiamo un editoriale, questo editoriale è ben descritto in LSC, giusto po' per comprendere che un standard bigherede è un standard può essere sia ad un campidanese, sia ad un ugorese, sia ad un locutorese. Il problema è che la gente la lingua non l'intra in conca che, come ti fianando prima, è una lingua normale che si può imparare con ogni cosa. Può essere più facile a fare questo giornale completamente in lingua sarda? No, sul giornale non sarebbe facile, visto che per schiattero è difficile per le questioni economiche, cioè una società di studenti che non hanno una base economica o una entrata sicura in ari. Certo, non è facile imprentare 11 mesi, 11 2 mesi, 11 3 mesi su un giornale.
Dunque abbiamo cercato di non scottare, abbiamo cercato di ponere in pare per persone che non si possono aiutare, come altri soci o altre persone che hanno in attività magari commerciale che ci hanno dato una mano in questo obiettivo. Però per tocca a scrittura non va stato problema per uno, anzi sì, nos arriva un articolo che noi scriviamo manco un quello sponnere, de gente che dia da lesia su giornale, bello questo giornale, vi potete scrivere, formando una poesia, formando un conto, la gente. Che tema trattate in questo giornale? No, sono temi sono partire dalla politica, sull'economia, sul giornalismo, sull'ambiente, poesia, cantones. Abbiamo esposto vinzas a Cruciverba, abbiamo esposto vignettes a de gudas che si agattano in questa settimana enigmistica, buon narrare. Oppure l'ha povuto, quindi posso narrare che vai a recensionare dei libri, recensionare dei film. Esatto, recensione dei libri, dei film, di tutto. È un giornale come te su che ha in edicola. Che narrare che questo sardo poi se a beru contare tutto, non tenete limite secondo che lì con pesata. Allora, come abbiamo un meda de su chi ha esatto voi, sì. Ma proviamo a tornare se così su tempo. Secondo te, tu che hai trattato come da tempo, pari se cosa sozzo tuo, sa questione del suo sardo, secondo te, tutti i problemi di questa lingua, questa si desidera dimenticare, di si defrigonzare, di non lo pensare una lingua normale, quando sono cominciato e pone che di chi? Sono cominciato che vado a tornare in segurmeta, forse con questa storia. Sono cominciato forse sul secolo colato, quando sono mastro di scuola, che vieni mastro formato, pro insegnare italiano. Ma mento zai un libro di Cicito Masala, che si intitola da Salimbersi storia del mondo. E c'è tutta una riada che quando tra companzighe orgai che stiano in sardo in classe su mastro o lo scorpaia da mano scusa quando non fuste o lo sponia da lo scastighiada e dunque già è scusso sa mutta in UE forse su italiano e si scola hanno fatto di danno a Salimba. Casi dai due, la lingua è vista da Ida come una lingua che non si poteva questionare, che ha fatto una lingua antica, che ha fatto una lingua non più moderna, è arrivando in italiano. Il problema è che Bahia ha un livello alto di analfabeta, e dunque questo è fino abituato a fare in sardo in domo, in sa vita sociale. E come ti sta arrivato voi italiano in sasi scuola, si sono appido se non va cogai, hanno andato commente, e Dio che vi è abituato a fare in sardo, poca le si sia cosa, con un donzuno che a toppaia, come non posso questionare in sardo, ma devo questionare in italiano, canacchi gusto italiano, moderno, canacchi gusto italiano. E secondo me danno sono cominciato stando. E queste istituzioni sono viste da scomplici comunque di questo disaccatto in questi anni che poi non si hanno battuto su tempo nostro. Sicuramente questo è stato un comincio malo, non di sicuro fono. Tu però ti sei accattato con un altro spizio enorme da no che in tattari che vediamo in sardo, non è di sparo? No, mi sparizzo, finza in Sardegna. L'università devo andare a Tattari o andare a Castello, se no andare a Pigas in Italia e questo è un altro conto. Però sul fatto di non sagattare tutto canto, la maggioria degli studenti credo che andano a Sarbidas, sono dei Tattari forse. Però a chi è di questo zasso, a chi è di Sattero, abbiamo cercato di... Cioè in Sarbidas abbiamo che vado una percentuale più alta di sardofono forse.
Dunque, vinza già in Tattari e abbiamo già gente interessata a me sia da Susardo ma vinza da su Tattaresu. Non dobbiamo dimenticare che in Tattari vado una minoria che è su Tattaresu, commenta in Salighera, beste Saligheresu, beste in Gaddura, beste su Gadduresu, e in Carloforte, beste su da Barchino, Bonar. Su che non si è legato un meta, secondo me è stufato di tenere questa cosa in comune, se no sarebbe stato forse più difficile a cercare di fare massa con un argomento così scomodo, con un po' su tempo, schieste. Come te tenete in conca di seguire a fare questa associazione? Tanto, l'ultima iniziativa che abbiamo fatto è stata la festa in piazza Santa Caterina in Tattari. Abbiamo spedito su finanziamento su Matesi all'università, sempre con un modulo regolinde Vrimmas. E abbiamo fatto una bella festa che abbiamo moltito un complesso sardo, cantato di musica sarda, abbiamo moltito un'altra band che è girato in centro storico armata de trumbas e de piattos e abbiamo comprato parecchio chilor de vetta che abbiamo dato a sor circuleddos de Tattari e abbiamo convidato a narrare a gli studenti e tutti i cittadini de Tattari con questa sono attività che abbiamo a fare sicuramente a essere può cercare di pressare ancora di più sull'università a un'ala, come va essere su cambio di rettore da innoche a Parizzo Meses. Dunque, su tribaglio speriamo che non sia da tornare a cominciare, che sia da tornare a cominciare dando bigare più tempo. Il rettore che adesso non lo conosciamo questo, che poteva essere peggio, ma poteva essere finzar mezzo. Su fatto che forse non è stata sola a decidere. E dunque c'è stato finza scarchiorta con gente che non è d'accordo con questa idea sua, che non ha sempre sostenuto. Io penso che più che altro sia questo il problema, che isso non può tagliare decisioni da sola, ma bisogna consiglio ovviamente. E le iniziative che abbiamo a fare poi hanno essere imprentate più che altro sulle lezioni, abbiamo a fare qualche corso, abbiamo a dimandare finanziamento all'università, dunque abbiamo a cercare di finire di fare crescere di più sul maiolo e di fare crescere magari la distribuzione di questo giornaletto che come sta ancora statica in Parizzo Logos, ma a bello che siamo su. Namori che cade se vinza si sconzava questa cosa che queria da gli studenti di Castello non fai diana questi studenti di Tattari che pare che te vede una guerra ad esempio invece poi adesso finza striballare tutto pari. No, infatti se è stato finza una cosa amornato come dobbiamo a questionare un questo di Castello adesso è una parola. Invece è stato automatico, cioè, ma sul fatto è che non manco, quando schiamo tra noi, noi impriamo a LSC, basente che l'impreda, basente che non l'impreda, non sono impreda su Zou. E questa cosa curiosa è che non comprendiamo se tutto. Dunque, il problema non è, io non capisco lì, non capisco là, il problema è un altro, il problema è Así che recomprendere. Certo. E tanto ti augurio che rimos a casa limba sarda poi su casa. L'augurio è di diventare una lingua normale. L'augurio per umano deve essere una lingua accettata dai sormattessi sardos, se no non tiene senso per uno. Su sardo, a sormattessi livello di italiano, cioè un bilinguismo perfetto in Sardegna non ve lo vedo male. Lui do bene un bilinguismo catalano-spagnolo in Catalogna e non vedo poi in Sardegna dobbiamo essere dai segus e su Mattei si posa a Corsica, in Corsica vai da in corso e in francese ma in quei burros non vago in dai segus su Mattei però secondo me il problema principale è che si muovono queste istituzioni che una volta che queste istituzioni si muovono a bello
Deo denso spera a manna, secondo il purbenitore, poi andiamo a tornare a questionare. E noi, secondo sul programma che abbiamo, e questo viaggio che abbiamo in Sardegna, questionando la lingua nostra, non potremmo non essere d'accordo con te, e seguire questo augurio che tu hai fatto alla lingua sarda. Grazie Alessandro Becco per nos avere contato tutte queste belle cose del suo socio dell'associazione su Magliolo. Ringraziamo fin a che partecipano, gli studenti e so che in questo anno si sono impegnati per questo sozio, e ringraziamo chi nos ha seguito e che speriamo siga da calo questo viaggio nostro per contare la Sardegna di oggi.